Il muro rosso ferma Salvini, Bonaccini batte Salvini, ma attenzione al Sardina virus, questa è l'essenza del risultato dell'ultima tornata elettorale. È chiaro che dobbiamo guardare l'Emilia Romagna e in vista del Veneto, quindi stasera appuntamento con Ring su Antena 3 alle 21:15, sarà importantissimo capire che cosa è successo e quindi in visione futura. Allora, di fatto Bonaccini ha fatto una campagna elettorale perfetta, 8 punti sopra la Borgonzoni, ha utilizzato il suo lavoro, l'Emilia Romagna che lui conosce, eccetera, eccetera. Salvini perde persino a Bibbiano, 56,7 PD, 37 qualcosa la Lega. Che cosa insegna questa tornata elettorale? Che era una macchina gioiosa, macchina imbattibile di fatto quella messa in campo da Bonaccini, che era complicato eccetera, sarebbe stato un risultato significativo se avesse vinto il centrodestra in Emilia Romagna, chiaramente dopo decenni. Invece è andata come si pensava, cioè o come poteva essere forse più logico. E è vero anche che è stata contendibile, anche se ci sono 8 punti percentuali di differenza. Ma insomma, qualche dato importante. Dai flussi pare che gli elettori del Movimento 5 Stelle di fatto siano stati determinanti, per quanto con poche percentuali, ma spostandosi nel centrosinistra, quindi votando Bonaccini. Poi sapete il crollo di Forza Italia, che quindi non ha aiutato di certo il centrodestra. Ora cosa succede? Il governo è più forte. Conte si mangia Di Maio, che già non c'è più. Il Partito Democratico dice dovete fare un ragionamento. Cos'è questo ragionamento? Entrare nell'alleanza di centrosinistra. Tant'è che Bonaccini dice ai grillini avete sbagliato a non fare l'alleanza con noi. Cosa succede in Veneto? Sarà interessantissimo e questa sera probabilmente lo scopriremo. Qui in Veneto per ora il Sardina virus non ha attecchito. Pensate che Zingaretti, ci sono state migliaia di persone in piazza, ma non quel volume enorme visto in Romagna e in Emilia. Pensate che lo stesso Zingaretti ha ringraziato le sardine. Bonaccini ha fatto invece una strategia geniale, non ha voluto Conte tra i piedi, il premier, non ha voluto contatti con le sardine, ha sentito, dice oggi soltanto per la prima volta, Mattia Santori, tant'è che appunto ognuno ha fatto la propria partita. Ora il PD vuole la famosa verifica, quindi di fatto cosa vuol dire? Più ministri. Crimi gli risponde, l'evanescente reggente del Movimento 5 Stelle risponde no, i campi di forza non cambiano, i rapporti di forza, ma è difficile difendere un governo in cui c'è un peso del 33% diciamo storico ormai, anzi è antichità del Movimento 5 Stelle rispetto al Partito Democratico che ora fa la parte del leone. Cosa ci dice l'elezione di ieri? Che ci scordiamo chiaramente le elezioni, almeno allo stato attuale, anche se tutti dicono che è più forte la coalizione di centrodestra. Giorgia Meloni, forte di un risultato comunque molto buono in Emilia Romagna, chiaramente insiste sulle elezioni, ma soprattutto sta tallonando la Lega. Attenzione, perché questo è fondamentale in chiave veneta, dove sapete litigano già per le candidature in alcuni comuni, anche se credo che questo problema stia scemando, Fratelli d'Italia e Lega. Cosa fa il centro-sinistra? Si divide in Veneto, cioè con Italia Viva che va da sola, mentre Bisato, che giustamente dice il segretario PD, andiamo tutti insieme con uno schema allargato, per ora non trova sostegno. Questa sera ne parleremo a Ring. È vero anche che Padova, che ha un imprenditore non certo di sinistra come Giordani e sindaco, avrebbe piacere che Lorenzoni, il suo vice sindaco, si candidasse governatore con questa civica che unisce il centro-sinistra, perché è comunque, diciamo, la voce dei centri sociali nella sua amministrazione. Ma ne parleremo questa sera a Ring, ve lo ricordo, alle 21:15. Attenzione, perché bisogna tenere sott'occhio il Sardina virus e che cosa fanno i grillini in Veneto. A stasera.